Tradotta per chi non avesse capito, la tappa la paga il Veneto. Ironizza così il presidente della regione Veneto Luca Zaia alla presentazione della tappa Tolmezzo-Sappada del Giro d'Italia, una tappa che doveva essere veneto-friulana quando se n'è avviata l'organizzazione 3 anni fa, ma ora con il passaggio di Sappada al Friuli anche l'evento sportivo più atteso ha scavalcato il confine. Questa è una tappa a tutti gli effetti friulana, cioè non si discute, Sappada è in Friuli per cui non si discute. A noi fa piacere aver pensato che una regione a statuto ordinario abbia aiutato una regione a statuto speciale. Al di là delle battute e dell'esito del referendum tra i sappadini, il governatore ha sottolineato l'impegno del Veneto nel portare il Giro a Sappada, come a Nervesa, una tappa dolomitica che attraverserà Cadore, Comelico e Cortina, primo di una serie di eventi sportivi per la perla delle Dolomiti che dopo i mondiali del 2021 si spera culmini nelle Olimpiadi invernali nel 2026. Incontrerò Giovanni Malagò, il presidente Malagò, l'ho già sentito più volte e siamo d'accordo di incontrarci la prossima settimana e direi che per noi inizia una bella avventura nella quale ci crediamo, investiamo e garantiamo, me lo lasciate dire, anche stabilità decisionali. Questo è fondamentale per una candidatura che guarda molto distante perché siamo al 2026. Alla fine un commento alle polemiche delle ultime ore sulla nuova legge elettorale targata Lega in discussione in commissione, previsto un maxi premio di maggioranza alla coalizione che supera il 45% e si vede assegnato il 65% dei seggi. Le opposizioni annunciano battaglia contro quella che definiscono legge bulgara. Niente di Bulgaria, a me sembra normale che una compagine, una coalizione e un presidente che vince le elezioni in Veneto abbia diritto a una maggioranza solida in maniera tale che si possa governare con tranquillità senza star lì a fare il conto di quante persone hanno la febbre o altre cose del genere.